con il pallone affidato a Gabriel, poi Petruccelli, vediamo come imposta questa prima azione. Cristo, l'assist sotto, palla sotto perfetta per la schiacciata di Kenny Gabriel. Fermata l'iniziativa di Bilan da parte di Totè, raddoppio però su Tambone che perde palla, possibilità di correre per Brescia, l'assist generoso da parte di Amedeo Della Valle, l'ex giocatore di Cantù, Sassari e Brindisi. Ecco qua, conclusione spettacolare. Tiro sbagliato, rimbalzo offensivo però con il canestro da parte di Massenburg, sostanzialmente sulla sirena provvidenziale di Barnell che ha prolungato, ha tenuto viva la palla e c'era ancora il tempo per... ed ecco ancora Kwonu. 1 contro 1 su McCallum, lo scarico sulla linea di fondo, Gabriel palleggio, arresto e tiro perfetto da una posizione. Visconti va quasi a cozzare contro Schilling, poca coordinazione in quel movimento, poi c'è la tripla avventurosa da parte di Scott Bamford che però è stato piuttosto efficace. Qua il cambio difensivo non ne approfitta Pesaro, penetrazione con scarico a centro area, tripla dal lato sinistro, un'altra tripla dopo tanto tempo per Pesaro. A 1,36 dalla fine è riuscita ad andare a -5 e ha appunto un'occasione in più. Tiro da 3 punti, sfruttata l'occasione da parte di Pesaro al posto di Matteo Tambone. Scarico, recupero di Petruccelli eccellente, vediamo se riesce a correre Brescia, lo scarico perfetto all'indietro di Della Valle. Petruccelli non poteva essere servito per la presenza. 8 punti di vantaggio per Brescia. 1 contro 1 con appoggio sbagliato, no, segno, chiedo scusa, da parte di Trevon Blue, sbagliando, rimbalzo lungo preso con facilità da Gabriel che però si complica la vita da solo, possibilità immediata per Pesaro, qualche esitazione di Bamford dall'angolo, il tiro da 3 punti, la tripla, ancora segno, 14 secondi per la conclusione dell'azione da parte di Pesaro, avventura in area con scarico Bluet per Leonardo Totè e questo è il primo vantaggio pesarese della partita. Massenburg l'1 contro 1, lo scarico per Petruccelli. Buono è il tiro da 3 punti arrivato. Attacco di Pesaro che può sfruttare il cambio difensivo, lo fa ma sbaglia il passaggio con Schilling, palla persa adesso per Pesaro, lo scarico, Kwonu, il tiro da 3 punti in transizione, ora una volta come già Brescia, Visconti esita, Schilling aspetta l'arrivo di Tambone che tira in maniera improvvisata col pallone raccolto da terra e lo infila per il nuovo vantaggio di Pesaro. 11 punti per Matteo Tambone, 3 su 4 da 3, lo scarico sotto e l'appoggio in girata da parte di, eccolo qua il relativo, di far passare qualche secondo. Bamford per Schilling, Schilling guarda il canestro, passaggio sbagliato, raccolto comodamente per la schiacciata di Seijai Massenburg in contropiede. Ancora Kwonu, l'uscita molto alta ancora di Cobbins che poi punta verticale a canestro, c'è però buona difesa in mezzo all'area, questa volta niente da fare per il tiro dalla lunghissima di Kwonu, l'appoggio, lo scarico, parla sotto per Totè, buono lo scarico per Bamford, buona la chiusura però immediata difensiva, di nuovo Totè lasciato libero, Bamford il tiro da 3 punti allo scadere per il vantaggio di Pesaro, 75-74. 1 contro 1 di grande potenza tentato da Creston, la conclusione in un momento importante. La penetrazione, lo scarico, la stoppata di Mazzola in aiuto, attenzione alla possibilità di contropiede Ford. Creston, Bilan esce per il blocco, c'è il cambio difensivo, gira benissimo Creston attorno all'intervento difensivo, l'accelerazione immediata, perfetta scelta di tempo, il potenziale ultimo possesso, vedete il blocco di Bilan e il blocco, il velo di Della Valle che ha impedito un recupero difensivo rapido. Mazzola era rimasto comprensibilmente indietro, sbagliato il secondo correttamente per impedire un possesso facile ed è esattamente così. Rimbalzo ma non possibilità di tiro per Pesaro, la vittoria